Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, adesso ci prendiamo qualche minuto per dare il tempo al software sia a YouTube che a Facebook di propagare il link, di mandare gli alert un po' ai vari dispositivi, così iniziamo. Stasera parleremo di un bel argomento, quindi parleremo di archeologia subacquea. Ed è la prima volta che ne parliamo qua su Sardegna Turistica, quindi sarà molto interessante. Anche io non vedo l'ora di scoprire qualche segreto di quello che fanno i subacquei e gli archeologi subacquei quando vanno giù, e anche vi dico già, poi gli farò una domandina di come fanno a trovare le cose laggiù in profondità, quindi ci faremo dire un po' qualche tecnica. Allora, adesso io la mando avanti, così perdiamo un po' di tempo nel frattempo che voi vi collegate. Eccola qua, abbiamo la dottoressa Anna Ardu. Buonasera. Buonasera a tutti, salve. Ok, allora, cara Anna, stasera ci dovrai introdurre in un bell'argomento, quello dell'archeologia subacquea. A te è tanto caro, ti piace molto? Sì, certo. La Cenerentola dell'archeologia, l'archeologia subacquea. Poi spiegherò anche quali sono le motivazioni. Sì, no, diciamo che la maggior parte degli archeologi va sempre sull'archeologia, quella tradizionale, su terra, no? Devi scavare, invece a te ti è sempre piaciuto, lo so, da piccolina l'acqua, il subacqueo, e quindi poi ti sei specializzata in questo. Sì, diciamo che io ho fatto un percorso particolare, cioè il percorso inverso a quello che avrei dovuto fare, nel senso che quando avevo 20 anni ho deciso di diventare un sommozzatore professionista e quindi proprio a Olbia ho preso un brevetto di OTS, che è operatore tecnico subacqueo. Cosa ho imparato in questo corso che è durato tantissimo, è durato 1 anno e mezzo? Ho imparato tutte le tecniche, a utilizzare tutte le strumentazioni che poi mi sarebbero state utili per lo scavo subacqueo. A quei tempi non avevo intenzione di laurearmi. Nel momento in cui poi è stata istituita il corso all'Università di Oristano con un curriculum di archeologia subacquea, mi sono iscritta. Quindi mi sono laureata poi in archeologia e ho iniziato a lavorare quasi esclusivamente nel settore dell'archeologia subacquea. Ho fatto anche degli scavi terrestri, sia chiaro, però quello che a me ha sempre appassionato e interessato è stata l'archeologia subacquea. Allora, lasciami dire, per chi non ti conosce, che sei specializzata in archeologia subacquea e paesaggi costieri, poi hai studiato anche i commerci marittimi in Sardegna e anche nell'area del Mediterraneo dall'età del bronzo, porti e approdi, e hai anche diverse pubblicazioni scientifiche e anche collaborazioni internazionali, quindi tanti complimenti, sappiamo che siamo in buone mani per apprendere nuove cose. Adesso io, nel frattempo che la gente si collega e arriva, io sai cosa faccio? Vi faccio vedere la nuova sigla di questa stagione, di questa serie di puntate. E quindi guardiamoci la sigla per chi ancora non l'avesse vista. Eccoci qua. Beh, ci ho perso un po' di tempo per farla qui insieme agli altri, quindi è giusto che ve la faccio vedere ogni volta. Allora, poi avrei visto tanti colleghi nelle immagini che... Allora,
qua aspetta un attimo che ho visto che ci stanno salutando, però qualcuno mi ha scritto che non si sente. Io penso che magari sia un problema di Antonio e non nostro, perché sennò adesso confermatevi. Come? Si sente? No, qua c'è altri che non mi hanno scritto niente, quindi evidentemente No, è tutto a si posto. sente. Sì. Probabilmente sarà Antonio che, ecco qua, Marco scrive si sente, ok, perfetto, quindi è un problema di Antonio. Antonio, controlla il PC. Perfetto, anche Phil ci dice si sente, benissimo. Allora, l'introduzione l'abbiamo già fatta, quindi ci parlerai di archeologia subacquea e ci farai vedere dei relitti che riguardano la Sardegna, insomma, perché non tutti sanno che in Sardegna ci sono relitti, anzi, ce ne sono anche tanti. Sì, diciamo che farò una cronistoria dai primi scavi che sono stati fatti nel 1958 in poi. Ecco, magari non ho preso tutte le campagne di scavo subacquea che sono state fatte, poi recuperi, ma quelli più importanti, quelli più noti. Ok, sì, beh, certo, abbiamo una oretta. Se ti davo a disposizione più tempo, sì, avresti fatto una cosa Sì, più infatti adesso, approfondita. Allora, prima di iniziare, fammi dimmi. dire una cosa. Allora, condividete la diretta, quindi condividete nei vostri profili questa diretta che vedete qua. Se siete su Facebook potete condividere molto facilmente, se siete su YouTube niente. Non so, se avete voglia prendete il link e mettetelo nei vostri profili Instagram e Facebook. Chi invece su Facebook fa molto facile, è come se fosse un post, quindi freccetta sotto, condividi e lo condividete nei vostri feed. Benissimo, allora, aspetta qua che Fabio mi scrive, Gian, sei psidelico? Sì, visto dietro tutta l'illuminazione, beh, sono, come si dice, alla moda, sono moderno, non lo so, si usa così, sono fatti così. Poi non so se, allora, non l'ho mai fatto vedere, però se guardate qui, allora, io ho la camera all'incontrario, se guardate qui dove ho il mio dito, questa qua è una riproduzione della Pisside, bellissima. Poi un giorno ve la faccio vedere qua sul mio tavolino, ve la faccio vedere, magari la metto qua nella telecamera. Allora, grazie a tutti, collegatevi, condividete la diretta per favore, vi ringrazio. Più siamo e meglio è. So che dopo voi le guardate anche registrate, però voglio che siate in tanti anche nella diretta. Allora Anna, io ti lascio la parola. Allora, adesso condivido la prima slide. Allora, la prima cosa che ti chiedo è questa bellissima immagine. Dove Sì, siamo qua? siamo all'Asinara, relitto di Cala Reale. Mi è piaciuta Bellissimo. tanto questa immagine, poi parleremo anche di questo relitto, insomma, della sua scoperta. Eh, Perfetto. allora, dunque, io voglio introdurre il discorso per spiegare qual è la differenza tra un archeologo subacqueo e un archeologo terrestre. Penso che questa sia una cosa un po' che si chiedono tutti. È logico che noi archeologi subacquei non utilizziamo la trawl o come dire la cazzuola dell'archeologo quando dobbiamo fare uno scavo subacqueo e ancora meno i picconi o altro. In realtà utilizziamo delle strumentazioni completamente diverse. Io ne parlerò adesso diffusamente. Quindi la ricerca nei siti sottomarini deve affrontare delle sfide, sono di difficile accesso e sono anche poco fruibili. Quindi richiedono attrezzature e abilità subacquee per l'accesso. Sono anche pericolosi rispetto ai siti terrestri, quindi quando gli archeologi devono accedere ai siti la durata disponibile in profondità è limitata. L'ideale sarebbe poter utilizzare dei compressori che erogano aria continua per poter lavorare. In realtà bisogna lavorare in squadra e fare continuamente dei cambi di bombole se si lavora in profondità. Per le indagini in profondità si usano i ROV, che sono dei piccoli sottomarini subacquei. Quindi è molto importante avere una buona squadra di lavoro quando si lavora. Attrezzature mediche, insomma può capitare qualsiasi tipo di incidente. Poi anche una cosa che può succedere, per esempio, è che ci sia maltempo e lo scavo si debba fermare per un bel po' di tempo, lo scavo, l'indagine che sia.
Allora, quindi occorre stabilire una direzione quindi archeologica attiva e responsabile, ben coordinata, affiatata, per poter svolgere il lavoro nel massimo rigore metodologico e scientifico. Occorre trovare soprattutto le vie e i mezzi di finanziamento straordinario, perché uno scavo subacqueo è molto più costoso rispetto a uno terrestre. Quindi per sopperire a queste attrezzature che sono costose bisogna trovare assolutamente i mezzi per potercele procurare. Allora, negli ultimi 20 anni noi in Sardegna abbiamo avuto, diciamo, soprattutto negli ultimi 13-14 anni, abbiamo avuto uno stop per quanto riguarda le attività subacquee, mentre invece non siamo in generale al passo rispetto ad altre nazioni, come per esempio la Francia che investe tanto nell'archeologia subacquea, la Spagna, Israele soprattutto, e adesso anche la Croazia, insomma un paese emergente, ma soprattutto chi è che investe nell'archeologia subacquea? I paesi del nord Europa, che sicuramente hanno molti più fondi e i mezzi per poter operare. Quindi adesso io inizio a parlare di una serie di lavori che sono stati fatti in Sardegna, perché la Sardegna è stata anche l'apripista per gli scavi stratigrafici subacquei. Io adesso parlerò di questo relitto brevemente. Quindi le acque della nostra isola furono tra i primi posti che avevano l'applicazione delle attività di archeologia subacquea. Gli scavi nel relitto di Spargi sono iniziati nel 1958 grazie a un grande archeologo che è stato Lino Lamboglia. L'attività era guidata dal Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga, e questo è il primo scavo subacqueo che può essere definito tale. Il relitto si trovava a una profondità di circa 15-16 metri e lo scavo è stato svolto in maniera metodologicamente corretta. Era una nave oneraria romana, come potete vedere, affondata con un carico di anfore che trasportavano vino, intorno alla fine del secondo secolo d.C. Hanno partecipato a questa missione anche dei subacquei abbastanza famosi, tra cui Duilio Marcante, che è il fondatore della Federazione Italiana Subacquei Sportivi, la FIPSAS, e tra l'altro ha scritto anche un manuale che ancora tutti utilizziamo, il manuale federale di immersione. Quindi per la prima volta si svolge uno scavo stratigrafico e la documentazione mediante quadrettatura. Vedete nell'immagine il reticolo che è stato utilizzato nella prima campagna di scavi. Allora, questo scavo è stato finanziato dall'editore Rizzoli, dalla regione Sardegna. In tutto corrisponderebbero odiernamente a 136.000 euro attuali, il che sarebbe improponibile oggi avere così pochi fondi per fare uno scavo. Quindi durante questa prima campagna di scavo è stato recuperato il primo strato di anfore. Poi è successo che si intendeva effettuare il rilievo del secondo strato, ma prima che arrivassero gli archeologi sono arrivati i turisti della domenica che hanno depredato il relitto delle anfore, i pescatori di frodo con gli esplosivi, e quindi c'è stato un forte danneggiamento. Quindi le attività di Lamboglia sono state interrotte. Poi nel 76 la soprintendenza di Sassari Nuoro aveva riattivato le ricerche, sempre col centro sperimentale di archeologia sottomarina, sotto la direzione di un'archeologa subacquea spagnola che si chiama Francisca Pallaré, diciamo spagnolo corretto. Del reddito sono state recuperate 450 anfore circa, distribuite su 2 strati. Il carico è composto da anfore, io parlo di una classificazione che noi utilizziamo, che è quella di Rick Dressel, sono anfore Dressel 1A e Dressel 1B, la maggior parte sono della prima categoria. Quello che rimane della nave di Spargi è conservato al Museo Archeologico Navale Nino Lamboglia alla Maddalena, dove sono conservati i materiali del relitto e uno spaccato ricostruttivo dello scafo. Allora, probabilmente questa nave stava cercando di attraversare il Frectum Gallicum, così si chiamavano le bocche di Bonifacio, per raggiungere una qualche destinazione. Gli esiti sono stati negativi,
perché la nave è affondata. Quindi c'è stato questo grande danno, insomma, che ha reso difficili le operazioni. Allora, un altro ritrovamento interessantissimo è questo della laguna di Sant'Agilla. Allora, qui parliamo che i primi ritrovamenti subacquei risalgono al 1869. Dei pescatori avevano ripescato con le reti una testa di donna in terracotta risalente al periodo ellenistico. Quindi in pratica a circa 100 metri dall'abitato di Elmas. Quindi a un certo punto interviene il Regio Commissariato dei Musei e degli Scavi e nel 1891 inizia una prima campagna di scavo nella zona della laguna, ma campagna di scavo non fatta certo con i metodi dell'archeologia subacquea tradizionale. Il responsabile Filippo Vivanet aveva utilizzato delle paratie, quindi aveva isolato l'area e aveva proseguito lo scavo come che fosse uno scavo terrestre. Così vengono recuperati dai fondali anfore di varie dimensioni, piene di ossa di animale, soprattutto ovi caprini, maschere di terracotta, ex voto, vasellame di vario tipo. Quindi da questo si è scoperto che l'abitato punico, perché qui stiamo parlando di materiali di età fenicio-punica, ma hanno trovato anche tracce dell'abitato dal Neolitico, anche l'età nuragica. Quindi a quanto pare l'abitato punico di Cagliari era organizzato e sorgeva sulle sponde proprio dello stagno di Sant'Agilla. Sono state trovate delle abitazioni articolate in più vani, dotate di cisterne, sono state trovate vasche per la cantazione dell'argilla, è stata ritrovata una banchina portuale che vedete nell'immagine qua, da dove partivano e traccavano probabilmente delle navi. Inoltre poi le indagini sono proseguite, potete vedere qua sotto questa teca del museo che si trova nel Museo Archeologico di Cagliari, la bellezza dei ritrovamenti che sono qualcosa di eccezionale. Vedete mani, teste di animale, maschere, insomma, questi sono sicuramente ritrovamenti che possiamo far partire dal V secolo avanti Cristo, insomma, durante il periodo proprio che fino a quasi al terzo, insomma, fino a prima della dominazione romana. Gli scavi sono proseguiti negli anni '80, condotti da Momozucca e dall'archeologa subacquea Emanuela Solinas. E poi gli scavi più moderni, quelli effettuati nell'87 e nel 91, hanno consentito di precisare che queste terracotte figurate sono frutto di artigiani che abitavano proprio in quel luogo, quindi c'era un'officina locale proprio nell'abitato punico. Quindi io non so se mi sta ascoltando o mi ascolterà, io voglio ringraziare tanto la dottoressa Donatella Salvi, che è stata la prima persona, è stata funzionaria della soprintendenza che si occupa delle attività subacquee, che mi ha ascoltata, è andata in pensione un bel paio di anni fa, ma ci tengo a ricordarla in tutti i suoi lavori perché quasi tutti i lavori svolti dalla soprintendenza di Cagliari Oristano sono stati sulla sua responsabilità, questo compreso. Ha partecipato anche Carlo Tronchetti, che saluto, e poi Paolo Bernardini, che purtroppo è venuto a mancare, e Alfonso Stiglitz. Quindi la maggior parte di questi reperti sono maschere femminili, mani, protomi di coccodrilli, cani, anfore integre, insomma, si trovano in alcune teche al Museo Archeologico di Cagliari e dico insomma di andare a vederle perché sono veramente interessanti. Allora, qui parliamo di un archeologo, Michel Cassien, non archeologo, scusate, proprio una persona che era un laureato in fisica, appassionato di subacquea, e molti si chiedono ma come mai molti del settore è stata data come dire, è stato permesso dall'allora superintendente Ferruccio Barrecca di affidare le indagini proprio a lui. Beh, lui era un subacqueo appassionatissimo e addirittura esiste un volume scritto dall'archeologo Jacopo Bonetto, che è intitolato Onore il mare, dedicato proprio al lavoro di Michel Cassien. Quindi un laureato in fisica che ottiene l'autorizzazione per effettuare indagini presso l'antica città di Nora. Era un istruttore subacqueo. Le acquisizioni scientifiche interessano un'ampia rosa di tematiche, quelle che ha sviluppato lui, cioè riassumevano, riguardavano il sistema portuale antico della città di Nora,
la presenza di relitti di navi, il problema dell'andamento anche dell'antica linea di costa, e sono stati ritrovati materiali mutevoli, anche qui come vedete nelle immagini, vedete le terracotte figurate, anfore che contenevano, guardate laggiù, conserve di carne, addirittura carne di zebù. Allora, Michel Cassien si è immerso a Nora per ben 6 anni, sono stati recuperati 400 pezzi ed è stato veramente meticolosissimo nelle relazioni dattilo-scritte, io me le sono lette tutte ormai da anni, lui era proprio puntuale, lui riferiva immediatamente ai funzionari della soprintendenza qualsiasi cosa lui ritrovasse, facesse, insomma veramente è stata veramente una persona molto attiva. Quindi, come ho detto prima, sono state, la maggior parte naturalmente sono sempre anfore, poi abbiamo ceramica da mensa, lucerne, bruciaprofumi, quindi abbiamo uno spaccato insomma di quello che poteva essere le frequentazioni di commerci nella città di Nora tra l'età arcaica. Per età arcaica si intende dall'8 secolo avanti Cristo fino alla prima metà del VI, in epoca punica e in epoca romana. Poi vediamo un altro relitto. Allora, dico questa cosa. Ah, ok, ho saltato, facciamo vedere prima e poi passiamo all'altro. Torno indietro poi con le slide. Allora, noi archeologi subacquei non siamo archeologi specializzati in un preciso o esatto periodo storico, no? C'è per esempio tra gli archeologi terrestri chi si occupa di età nuragica, ci sono gli archeologi specializzati in archeologia orientale, quelli specializzati in preistoria protostorica, scusate, e quelli specializzati in archeologia medievale o classica, eccetera. Noi dobbiamo sapere ogni cosa, cioè noi non possiamo avere, anche se per passione ce l'abbiamo, un interesse particolare per una cosa, per qualsiasi cosa c'è sott'acqua, di qualsiasi periodo, è comunque come dire, è una traccia di un passaggio, di commerci. Ecco, questo relitto, che è quello dell'Isola dei Cavoli, che si trova nella zona di Villa Simius, è molto interessante perché era una nave che proveniva probabilmente dalle Baleari ed era diretta in Sicilia ed è affondata nel XV secolo d.C., quindi parliamo del periodo, insomma, forse anche precolombiano, l'età di Cristoforo Colombo, mentre doppiava Capo Carbonara. Dopo le prime indagini archeologiche sono state fatte anche quelle geomorfologiche, quindi questi scavi, guidati naturalmente dalla soprintendenza di Cagliari, sempre nella persona di Donatella Salvi, che io nominerò spesso, quindi con un lavoro congiunto dell'Università di Cagliari e quella di Saragozza, in Spagna. Quindi questo è stato utile, soprattutto anche le indagini geomorfologiche, per ottenere la datazione del relitto. Quindi lo scavo è stato preceduto da prospezioni preliminari è stato usato un sonar a scansione laterale che serve per le indagini geofisiche. Per questo, insomma, spesso la collaborazione tra geologi e archeologi è veramente fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le prospezioni. Poi tra l'89 e il 91 sono stati recuperati i reperti. Era una nave mercantile armata che trasportava, forse era diretta a Palermo, trasportava un triplice carico: armi, materiali ceramici e stoffe. Quindi nel carico era presente un notevole numero quantitativo di artiglieria del tipo a bombarda, quindi poteva essere un carico che stava, non era proprio forse l'armamento della nave, o si poteva pensare anche di un carico di armi che doveva essere trasportato. È molto interessante perché il carico è costituito, vedete, da stoviglie, piatti, bicchieri, scodelle e l'agiulecos, che erano come potete vedere nelle immagini, erano delle mattonelle pregiatissime, che erano delle piastrelle in ceramica smaltata che venivano utilizzate per le decorazioni architettoniche. Come vedete sono decorati in blu su bianco. Quindi si è trovato anche uno stemma riportato in questi azulecos, costituito da 3 artigli alati, che risale al committente, cioè chi voleva
acquistarli, ed è la famiglia dei Beccardelli, che abitavano a Palermo ed erano al servizio dei sovrani aragonesi. Quindi a questo relitto del XV secolo a.C. è dedicata una sala del Museo archeologico di Villa Simius, dove sono esposte, come vedete, le bombarde restaurate, ci sono anche le munizioni in pietra e in ferro, armi bianche, qui non si vedono nelle immagini, come spade e lance, e materiale ceramico, tra cui i preziosi azulejos di cui ho parlato. Allora, adesso devo tornare indietro con le slide e parliamo di un altro relitto. Questo si trova sicuramente più in profondità rispetto agli altri. Questo è il relitto dell'isola di Mal di Ventre. Se qualcuno vuole andare a vedere quello che è rimasto, non resta che andare a visitarlo al Museo archeologico Giovanni Marongiu di Cabras, dove non si trovano solo le statue di Montebrama, ma si trovano, c'è anche una sala dedicata a questo bellissimo relitto. Allora, a circa 1 miglio dall'isola di Mal di Ventre, alla profondità di 30 metri, quindi quando è un relitto più profondo, nel 1988 un subacqueo sportivo aveva scoperto occasionalmente questo relitto di età romana repubblicana, che è stato datato tra l'89 e il 50 a.C. Dal 96 all'89 si susseguirono degli scavi subacquei guidati dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari Oristano, che sono stati poi coadiuvati, perché c'è stato il contributo, qui ci sono state anche le analisi archeometriche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi che cosa conteneva questo relitto in particolare? Adesso vedete, conteneva dei lingotti di piombo. Vedete, in questa immagine si vede anche il recupero, si vede anche la dottoressa Salvi a bordo, mentre stanno recuperando i lingotti di piombo. I lingotti di piombo ne sono stati recuperati 1000, una quantità enorme. Hanno una sezione trapezoidale e hanno la sommità arrotondata. Nonostante le difficoltà date alla profondità, comunque gli archeologi hanno adattato in acqua le stesse tecniche di scavo, suddivisione in settori, tecnica stratigrafica, rilievi, disegni di ogni strato. Allora, questi lingotti sono stati riconosciuti perché c'era un bollo che portava il nome di 2 fratelli, Caio e Mario, della famiglia dei Puntileni. Si sa, l'area di produzione di questi erano originari di una città che si chiamava Cartago Nova ai tempi, e l'attuale Cartagena in Andalusia. Le indagini archeometriche hanno stabilito proprio che il piombo proveniva dalle miniere della Spagna meridionale, ma estremamente importante è stato il ritrovamento di oggetti utili per la vita di bordo, come per esempio delle macine in basalto che servivano per preparare i cibi, le pentole in ceramica per cuocere gli alimenti e le stoviglie, ma anche sono stati ritrovati prese in dotazione di bordo come degli scandagli. Allora, adesso parliamo di un altro recupero molto importante dal 1999 al 2001, che è quello delle famose navi di Olbia. Quindi, quando si stava facendo lo scavo del tunnel del porto di Olbia, gli archeologi della soprintendenza avevano individuato, oltre a parecchi oggetti, 8 scafi di relitti di età romana e 5 di età medievale. Potete vedere dalle immagini di Egidio Trenito il momento in cui è stato realizzato lo scavo, mentre invece le altre immagini sono delle fotografie che ho scattato io quando sono stata al Museo di Olbia. Che cosa contenevano queste navi? Cosa è stato recuperato? Sono state recuperate lucerne, vetri, ceramica da mensa, anfore, colonne di granito, ossa di animali, strumenti legati alla pesca, una statuetta di Osiride, uno zaffiro di Silon, collane dei grani di pasta vitrea, anelli, monete di bronzo. Insomma, in alcuni casi ci sono tracce di bruciature sui legni e fanno pensare a un intervento umano legato alle invasioni vandaliche. Vorrei ricordare a chi se lo dimentica spesso che la Sardegna per 80 anni è stata sotto la dominazione vandalica. Quindi parliamo di queste navi che sono quelle del V secolo d.C. Quindi il Museo di Olbia è quello che ospita il maggior numero di navi antiche, è l'unico al mondo che mostra alberi e timoni di età romana. Le campagne di scavo sono state 3, e naturalmente qui c'è da fare i ringraziamenti a un nostro grande archeologo che è Ruben Storiano, ma anche a Giovanna Pietra e a Giuseppe Pisano, che hanno collaborato, altri archeologi che hanno collaborato insieme a lui. Parliamo adesso dell'ultimo relitto, che è quello di Cala Reale.
quindi un relitto che proveniva probabilmente dall'Andalusia, quindi era un'imbarcazione che una nave oneraria, diciamo, che per le condizioni di tempo avverse era fondata nel fondale marino di 8 metri a Cala Reale, che si trova, sappiamo, vicino all'isola dell'Asinara. Chi è stato il primo a fare la segnalazione è stato Gianfranco Pala, che era il direttore dell'allora esistente struttura penitenziale. Quindi aveva segnalato alla soprintendenza, ha detto che ci sono, si trova il carico di relitto di una nave. Quindi le prime indagini furono coordinate dall'archeologo subacqueo, da professor Pier Giorgio Spanu, che ha recuperato i materiali di superficie. Quindi nel primo intervento sono state ritrovate numerosissime tessere musive, vedete infatti nell'immagine qua sotto, vedete tessere di mosaico, di pasta vitrea, che è materiale per decorazione, ma probabilmente dovevano realizzare un mosaico da consegnare a Roma. Allora, la datazione di questo relitto è nel IV secolo d.C. Poi, da un accordo stipulato dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici alla Sardegna e l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, è nato il progetto chiamato Operazione Reale. Quindi ha previsto una nuova sistemazione dei reperti archeologici e dei complessi lavori subacquei che sono stati condotti da Gabriella Gasperetti. Infatti stavamo parlando l'altro giorno, ma probabilmente è stata anche coadiuvata da Virgilio Gavini, che è stato tecnico alla soprintendenza, e quindi nel 2009 questo progetto ha consentito di recuperare migliaia di frammenti e orli fondi di anfore, sono stati ricollocati sul fondale, e tutte le anfore integre, gli oggetti e le dotazioni di bordo rinvenute sono stati portati a terra e sottoposti al processo di desalinizzazione per essere esposti al pubblico. Allora, questi reperti si trovano esposti al Museo Nazionale Antiquarium, al Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres. Le anfore erano più che altro, cioè la maggior parte vedete qua addirittura un'anfora con ancora il tappo di sughero senza che fosse mai stata aperta. Quindi sono stati trovati anche oggetti per gli usi di bordo, lucerne per l'illuminazione, e alcune le anfore sono per la maggior parte comunque di produzione africana, e come ho detto prima risalenti al IV secolo d.C. Allora, questi sono alcuni ritrovamenti subacquei di cui ho voluto parlare perché li ritengo abbastanza importanti. Adesso vorrei parlare della mia attività di archeologa subacquea, di quello di cui mi sono occupata io e di cui mi occupo attualmente. Allora, innanzitutto la mia tesi di laurea è stata una tesi sperimentale sulle ricerche archeologiche, sulle nuove ricerche archeologiche che riguardavano la collocazione del porto di Tarros. Allora, innanzitutto faccio una premessa, ricerche nel porto di Tarros ce ne sono state da 1979 e vi mostro anche le immagini qua. Queste sono fotografie naturalmente che ho scattato io perché sono riuscita a rintracciare questi moli accessori. Allora, questi moli accessori si trovano di fronte alla città di Tarros, ma il porto non si trovava affatto lì, si trovava da un'altra parte. Quindi sono state molto importanti le ricerche di Luigi Fozzati, allora era direttore degli scavi, c'era un grande progetto a Tarros negli anni 1980 che era il progetto Tarros e di cui era direttore Enrico Acquario, e il responsabile scientifico per il CNR era il professor Bartoloni, con cui io mi sono laureata. Quindi si voleva studiare anche bene la città fenicio-punica, state fatte diverse campagne di scavo sia terrestri che prospezioni subacquee. Dopo che Luigi Fozzati ha scoperto queste strutture, è intervenuto nel 1984 il professor Elisha Linder dell'Università di Haifa, quindi sono arrivati gli israeliani, quindi che ha effettuato degli studi nell'ambito del Sardinian Coastal Study Project.
è indirizzato alla ricerca di testimonianze archeologiche e i primi contatti tra i Fenici e gli abitanti della Sardegna. Allora, per la prima volta l'Inder, forse anche prima degli altri, utilizza un ecoscandaglio che si chiamava Sidescan Sonar. Lui aveva anche un sub-bottom profiler, che era lo stesso che aveva utilizzato George Bass per gli scavi del relitto di Uluburun. I risultati di Linder e Fozzati sono stati abbastanza simili, ma dallo studio della fotointerpretazione della linea di costa altri studiosi, tra cui dei geomorfologi, Marco Longo Evangelista, scoprono che molto probabilmente il porto di Taros andava spostato in un'altra zona. E noi le strutture del porto di Taros le abbiamo ritrovate in quella che oggi è una laguna, ma prima era una baia aperta, la laguna di Mistras. Allora, queste ricerche sono iniziate dal 2008 al 2011 e sono state due ricerche differenti, una gestita dall'Università di Sassari e l'altra dall'Università di Cagliari. Io in una prima fase, cioè quella nel periodo in cui mi sono laureata, ho collaborato con l'Università di Sassari, poi in seguito ho collaborato naturalmente con la soprintendenza di Cagliari Oristano. Quindi la città di Taros è importantissima perché aveva un promontorio che poteva disporre di due approdi, no? Quello sul mare vivo che chiamiamo noi, che era sempre agitato, comunque era una buona rotta sia per il Nord Africa che per la Spagna, e quello del Golfo di Oristano all'interno, dove il mare era sempre calmo e quindi le navi potevano restare tranquillamente alla fonda. Allora, quindi qui vedete come è fatta la laguna di Mistras, quindi si trova nell'immediato entroterra, si sviluppa questa laguna delimitata verso il mare da un cordone litorale. Nella parte interna presenta una freccia di sabbia depositata per l'azione del mare e del vento, che la suddivide in due parti, che si chiamano San Mistramanna, quella occidentale, e San Mistraredda, quella orientale. Vi dico che abbiamo lavorato a una profondità media tra i 30, 0,30 e 40 metri, quindi fondale bassissimo in laguna, quindi tutta la laguna prende una superficie di 450 ettari. Cos'è stata la cosa interessante di questo lavoro? Vado avanti, ecco qua. Allora, insieme alla mia collega Angela Conte, noi abbiamo questo lavoro l'abbiamo inteso noi come una ricerca multidisciplinare e ci siamo impegnati utilizzando studi di carattere geomorfologico, abbiamo approfondito la documentazione storica, cartografica, le diagnostiche e abbiamo utilizzato l'aerofotointerpretazione e lo studio delle immagini remote per le ricognizioni terrestri e subacquee. Che cosa abbiamo scoperto? Angela, la mia collega, è andata nell'aerofototeca nazionale che parte dell'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo di Roma e siamo riusciti a rintracciare queste fotografie. Queste fotografie sono state scattate nel periodo, negli anni subito successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Parliamo del primo volo base del 55 e del volo EIRA del 1968. Noi cosa siamo riusciti a ricostruire? Allora, adesso guardando le ortofoto attuali, le strutture non si vedono più. Mentre invece allora, probabilmente, forse perché non c'erano così tante matte di Posidonia, forse perché è un ambiente dinamico quello lagunare, no? Siamo riuscite a costruire questa carta. È una carta, cioè noi abbiamo realizzato sulla base della carica tecnica regionale della regione autonoma della Sardegna in scala 1 a 10.000. E cosa è stato scoperto? Allora, innanzitutto qui abbiamo le strutture individuate dalle foto aeree, vedete questo tracciato che abbiamo fatto, no? E tra cui c'è qui una struttura che è bella evidente, di cui parlerò a breve. Qui questi sono siti individuati dalle ricognizioni subacquee. Quindi, come vedete, tutta questa area qua, dove possibilmente ci sono banchine, forse anche magazzini, non è mai stata indagata archeologicamente, anche perché si trova sotto limi abbastanza profondi.
Molto importante è stata l'individuazione di questa struttura. Allora, questa struttura, che è una struttura a doppio paramento, lunga 200 metri, si trova all'interno della laguna di Minerva. È una struttura già nota dal 1800, però si è voluti andare a ricontrollarla, a rivederla. Allora, il problema di queste strutture portuali è che ancora non abbiamo ben capito se sono parte della città fenicia di fondazione, cioè Taros diventa una città intorno al VII secolo avanti Cristo, oppure se sono puniche, quindi successive. Quindi il confronto che io ho trovato è stata con questa strada, vedete in questa immagine a fianco, che si trova a Mozia vicino a Trapani, in blocchi calcarei, che è molto simile alla struttura di Mistras. Durante le prospezioni subacquee sono riuscita a trovare io personalmente questa banchina trapezoidale, vedete in brocchi di arenaria, allineati di teste di taglio e deposti in maniera abbastanza regolare. Cosa ci dà a pensare? Noi sappiamo che gli israeliani comunque con l'archeologia subacquea lavorano tanto, e tuttora a Tel Dor è stato rintracciato, sono state rintracciate strutture portuali che risalivano, penso, addirittura alla fine del Neolitico. E poi ad Arval in Siria, come potete vedere, sono del tutto simili a quelle rinvenute a Tarros. Ci resta insomma il dubbio per capire, per riuscire a datare insomma questo porto. Allora, molto importante è anche il fatto che il porto di Tarros, almeno dallo studio dei materiali, a quello che siamo riusciti a risolvere, è stato completamente abbandonato intorno al V secolo a.C. Da allora non si trovano più tracce di materiali, non ci sono materiali successivi, insomma materialità medievale, moderna. Quindi tutto questo si può imputare a un fenomeno che c'è stato tra il 500 e il 700 d.C., chiamato piccola età glaciale medievale. Adesso gli studiosi un po' di tutto il mondo si stanno occupando di questo periodo. Grazie alla fotointerpretazione che abbiamo fatto noi si intuisce che sepolta sotto i limi c'è una porzione di paesaggio che finora non è mai stata indagata, molto importante per ricostruire insomma il popolamento dei siti costieri. Quindi io vi riferisco insomma un pochettino a questi studi che sono stati fatti, questo periodo di freddo terribile durato dal 536 al 660 d.C. e in particolare gli avvenimenti del 535 e 536 d.C. Praticamente c'è stata veramente la fine di tantissimi porti di età romana, volete anche per la mancata regimazione, siamo nel periodo in cui l'impero romano d'Occidente sta per crollare definitivamente. E quindi fonti bizantine raccontano che la peste interessava in tutto il mondo, che c'erano state inondazioni, che il sole era diventato debole per quasi tutto l'anno, che non c'era più l'agricoltura, dice che il sole si vedeva per 4 ore, tutto questo per 18 mesi, e questo è da imputare probabilmente a delle l'eruzione vulcanica che è avvenuta in Islanda. Quindi il porto di Tarros, la città di Tarros è stata abbandonata perché il porto ha perso la sua funzionalità e le persone sono andate a abitare l'entroterra di Tarros. Ecco, questo è uno dei miei lavori, dico dove l'ho presentato in diverse occasioni. Per questo lavoro io e la dottoressa Conte abbiamo avuto una pubblicazione internazionale con l'Università di Huelva, oltretutto l'ho presentato anche a Roma per la Società Italiana Geologia e Ambiente, e ho collaborato anche col CNR di Cagliari, con l'Istituto di Storia Mediterranea. Allora, vado un po' veloce, vado breve. Questo è un altro mio lavoro, è il Capo Manu Project, io ero la responsabile delle attività subacquee. Qui abbiamo l'individuazione, perché l'abbiamo un po' già trovato dalle fonti, comunque, dell'antico Coracodes Limen, che secondo Tolomeo si trovava tra le foci, tra l'antica cioè le foci del fiume Temo e l'antica città di Tarros, e comunque siamo riusciti a capire definitivamente che si trova proprio nella cala di Suvalloso, cala che attualmente è una cala riparata, dove ancora comunque c'è il rimessaggio di barche, ci sono barche ormeggiate, ma non abbiamo trovato nessun tipo di struttura portuale, al contrario del porto di Tarros.
Allora, questo progetto è stato, naturalmente in collaborazione con la soprintendenza, la direzione scientifica di Alfonso Stiglitz e di Gian Daniele Castangia. Io ero la responsabile delle operazioni subacquee. Cosa abbiamo fatto in questo lavoro? Abbiamo documentato eventuali relitti, materiali mobili presenti sul fondale, abbiamo fatto censimento dei dati pregressi, ricognizioni sistematiche, abbiamo utilizzato la strumentazione GPS, elaborato schede descrittive delle evidenze identificate e io ho redatto una carta finale georeferenziata del rischio potenziale archeologico. Allora, questo porto è interessantissimo, questo scalo, perché è stato frequentato sin dalla preistoria fino agli inizi del secolo scorso ed è molto legato alle tonnare e alle saline che si trovavano. Io adesso vado un po' veloce perché vorrei parlare del mio lavoro attuale. Vi descrivo brevemente, ecco, questo è lo scavo che abbiamo fatto, che seguiva il mio collega Gian Daniele Castangia sulla spiaggia, dove è stato trovato un deposito, vedete, di olle quadriansate, che praticamente abbiamo datato al bronzo recente, quindi siamo nel 1350-1500 a.C. e questi sono dei recuperi subacquei che ho fatto, ma sono pertinenti comunque allo scavo, perché sicuramente c'era un avanzamento della linea di riva. Molte persone mi dicono: ma i nuraghi ci navigavano? La domanda che mi viene fatta spesso. Non lo sappiamo con certezza, però una cosa molto interessante è stato il ritrovamento di quest'ancora, vedete qua, al largo dell'isolotto di Sadonnara, e di quest'altra ancora che vedete qua nella cartina, che è stata ritrovata a Porto Suedda. Allora, l'isola di Mal di Ventre, che vedete qua, si trova circa a 4 miglia e mezzo rispetto alla cala di Suvallosu. Comunque si sa benissimo che anche a quei tempi era un'isola, e nell'isola di Mal di Ventre troviamo un nuraghe. In qualche modo, con qualche tipo di imbarcazione, qualcuno ci è arrivato. Quindi, per quanto riguarda la navigazione di cabotaggio, posso affermare che esisteva e come. Poi se qualcuno mi farà una domanda a riguardo risponderò, insomma. È importantissima anche la presenza di materiali di età fenicia. Qui troviamo un'anfora fenicia prodotta a Cartagine e siamo nel VII secolo a.C. e questa invece è un'olpe a sacco che comunque aveva un utilizzo funerario ed è stata trovata sempre nei fondali della cala di Suvallosu. Dello stesso periodo abbiamo un'anfora etrusca prodotta a Vulci e un'anfora greca, una Corinzia B. Cosa abbiamo? Io ho scavato anche per 2 anni qui a Suracchi, che è un sito meraviglioso, un nuraghe che sta dando grandi soddisfazioni agli scavatori che stanno lavorando là. Scavo diretto da Alfonso Stiglitz e Peter Van Dommelen dell'Università della Brown University di Providence. Probabilmente il Coracodes Portus magari qui abbiamo anche un bel esempio di integrazione tra fenici e nuraghici che convivevano pacificamente assieme. Abbiamo il riutilizzo, naturalmente, qui vedete dalle foto di Bibi Pinna su concessione, vedete qua che ci sono delle abitazioni puniche addossate al nuraghe. E quindi sono state trovate comunque anfore della stessa tipologia delle anfore di Cartagine che ho ritrovato io nelle prospezioni subacquee. Ma qui poi abbiamo un bellissimo relitto che è stato indagato da Donatella Salvi e Ignazio Sanna, che è quello delle macine, che trasportava delle anfore prodotte a Cartagine con dei frammenti di vetro. Questo è uno scandaglio e c'erano delle macine imbrite di produzione locale. Tutte queste anfore che vi mostro, puniche, questa per esempio è di produzione locale, di produzione sarda, e queste sono comunque anfore greco-italiche, questa è un'anfora prodotta in Spagna, vengono tutte da dei sequestri giudiziari. Quindi non si sa a quale relitto possono essere riferibili. Vedete qui anche delle anfore romane più recenti fino alle anfore africane che venivano prodotte fino al V secolo a.C. Sono stati lasciati in situ, vedete delle ancore di ferro, delle contromarre, alcune sono state anche recuperate, ma la cosa che piace di più, che affascina più di questo lavoro è quest'anello, anche perché dopo, come ho detto prima, lo stesso motivo di Tarros, la frequentazione del porto si è improvvisamente interrotta fino a che a un certo punto
non c'è stato il ritrovamento di quest'anello. Quest'anello è stato datato dal X secolo avanti Cristo. Inizialmente ci siamo incuriositi perché qualcuno aveva caldeggiato che fosse un anello, un'iscrizione in scrittura nuragica. Quindi abbiamo consultato studiosi ed esperti. Io ho contattato persone dell'Università di Tunisi, dell'Università di Madrid, abbiamo avuto anche la collaborazione dell'Università di Leicester. Praticamente in questo anello c'è una scritta abbastanza semplice che mi hanno detto: guarda, se vai giù dal kebabaro te la traduce anche lui. È una scritta in arabo e c'è scritto la forza e il potere appartiene a Dio. Questo è un unicum. Poi per 400 anni del porto di Suvallosu non se ne è proprio parlato più per niente, cioè non ne abbiamo più notizie, non abbiamo più ritrovamenti subacquei. E quindi però abbiamo delle notizie, per esempio nel Compasso del Navigare nel 1250 appare questo capo delle saline, e poi abbiamo anche una menzione nel 1311 nella carta di Pietro Visconte. Le testimonianze archeologiche cominciano a riapparire nel XVI secolo d.C. Perché? Perché abbiamo lo sfruttamento di peschiere, tonnare e saline. Quindi naturalmente vengono costruite delle torri costiere. Vedete quella di Scravesai che è abbastanza, comunque quella di Samora, di Capomanno e di Scravesai. Questi, scusate, accidenti, sono andata troppo avanti, scusate, sono i resti della Tonnara, che però è stata costruita intorno al 1700, che si trova proprio nell'isolotto che porta il suo nome. Cosa è stato ritrovato nelle prospezioni subacquee? Questa ceramica, questa è graffita sarda di produzione locale, di produzione oristanese, che non è stata trovata in nessun posto oltre la Sardegna. E guardate, insomma, erano delle ceramiche invetriate molto belle. Io per la prima volta mi sono trovata a studiare ceramiche cioè di età moderna, non mi era mai capitato, mi è piaciuto davvero tanto, perché come dico prima, non è importante un solo periodo storico, sono importanti tutti. E quindi le altre invece sono di produzione toscana, provengono dall'area da Montelupo Fiorentino, credo l'altra da Pisa. Io sono andando veloce. Cosa rimane qua? Rimangono dei relitti. Dei relitti, guardate qua, è rimasto, forse sono di età moderna, si possono vedere le ordinate, vedete la chiglia, il paramezzale e parte del torello di babordo. Inoltre sono visibili estremità tranciate dei madieri. Ecco, questi relitti giacciono nel fondo del mare e nessuno, cioè, pensa di fare un recupero, ecco. E questa è una cosa che a noi dispiace tanto. A un certo punto finisce la frequentazione di questo scalo e abbiamo cioè la frequentazione di questo scalo non finisce mai, scusate, ogni tanto vado in confusione. Abbiamo gli ultimi periodi di frequentazione della Tonnara. La Tonnara che è stata dismessa all'inizio del 1900, vedete, queste sono ceramiche ottocentesche in terraglia, queste sono delle fiaschette oristanesi, e questi sono i tipici piatti della nonna, quindi che sono stoviglie policrome, insomma. Quindi questa è tutta la storia, cioè io sono riuscita col mio lavoro a ricostruire la storia di un porto dall'età, insomma, nuragica fino al secolo scorso. Già Mario, ci sei? Sì, eccomi qua. Allora, prima di parlare di Arbus, penso di essere riuscita a tenere i tempi. Sì, sì, sì. Hai altri 10 minuti se vuoi. Sì, 10 ok. minuti, Sì, anche un sì. quarto d'ora, anche un quarto d'ora se vuoi. Ok, ce la posso fare. Bisogna di bere un bicchiere d'acqua un secondo perché... Sì, prego. Allora, è molto interessante, davvero. Adesso immagino che tante persone saranno lì quando vanno nelle spiagge, lì in quelle zone là, saranno lì a guardare un po' il mare, un po' con più attenzione. È molto, molto difficile trovare qualcosa, devo dirlo, veramente per me è stata una fatica immane, veramente, anche perché da dei piccoli frammenti che erano diagnostici io sono riuscita a capire, l'hai visto, no? Che sono dei piccoli cocci, no? Sì, sì, sì.
Allora, adesso tu qua ci parlerai del relitto di Sadome Zorku, che è famoso per la tomba dei giganti a Filari. No, comunque non è proprio quella, però non si chiama Dome Sorgo, però nella spiaggia sopra ci sono due tombe dei giganti. Abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo utilizzato i magnetometri nella spiaggia quando abbiamo iniziato una collaborazione internazionale che abbiamo in atto tuttora con l'Università di Bochum in Germania, nella Ruhr. Questo è il lavoro che io vorrei terminare, poi posso anche ritirarmi dall'archeologia, però questo devo assolutamente finirlo per una serie di motivazioni. Allora, la prima volta che ho visto il carico dei metalli recuperato dai fondali di questa spiaggia di Subistocco era il 2012 e stavo scrivendo la mia tesi di laurea specialistica sui materiali provenienti dai fondali dei recuperi subacquei dall'età nuragica fino a quella romana, e il mio relatore era Piero Bartoloni, che saluto sempre con piacere. E quindi mi ha detto: ma perché non vai a vedere il deposito dei materiali lì a Guspini? E gli ho detto: vabbè professore, vado. Io con lui sono impazzita, dico la verità. E quindi poi vi farò vedere perché. Quindi dal 2013 collaboro con la dottoressa Laura Garau, quindi parlo a nome di tutte e due in questo caso. Lavoriamo assieme con l'autorizzazione naturalmente della soprintendenza di Cagliari Oristano, e abbiamo svolto diversi lavori. Oltre alla classificazione di tutti i materiali recuperati, siamo riusciti poi a ottenere una collaborazione con questa università tedesca e abbiamo fatto le analisi dei metalli, dei recuperi. Quindi collaborazione tra, allora, cito tutti, Istituto di Scienze Archeologiche e Archeometriche di Bochum in Germania, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Cagliari, provincia di Oristano e su Sardegna, e il Comune di Arbus. Allora, è molto particolare, vedete l'immagine della spiaggia, no? Il litorale è chiuso da una parete di arenaria molto alta e il fondale è misto roccioso e sabbioso per lunghi tratti, dove ci sono delle secche molto pericolose, quindi variazioni spesso dal punto di vista morfologico. Quindi durante le mareggiate che cosa è successo? C'è stato lo spiaggiamento periodico di alcuni frammenti riferibili al carico del relitto. Quindi i processi di sprofondamento e seppellimento della sabbia sono rapidissimi e possono aver consentito in condizioni eccezionali la conservazione magari, questo non lo sappiamo, magari di una piccola parte dello scafo. Avete visto, prima ho parlato del relitto di mal di ventre, che il peso del piombo, no? Ha preservato parte dello scafo, e questo ha permesso una datazione. Quindi il peso del metallo potrebbe fare da barriera e impedire il deterioramento. Quindi cosa dobbiamo fare per continuare a lavorare su questo relitto? È necessario assolutamente, per capire la provenienza, indagare con prospezione e scavi subacquei per acquisire elementi, perché siamo a un punto fermo. Vi spiegherò perché. È successo che i primi ritrovamenti di questi materiali spiaggiati risalgono agli anni 80 del secolo scorso, e questi frammenti, gli abitanti del posto cosa hanno fatto? Li hanno fusi e li hanno utilizzati per fare dei piombini per le reti. A me, cioè, questo l'ha riferito la dottoressa Solinas nella sua relazione, Emanuela Solinas. Oltre a questo, pare che ne abbiano portato addirittura nella fonderia di San Gavino, non so se questo è reale. E comunque molti se li sono portati a casa, nessuno sapeva di cosa si trattasse. Quindi la prima segnalazione alla soprintendenza è stata inoltrata da Tarcisio Agus, e nell'82 Giovanni Ugas ha iniziato le prime prospezioni per il recupero. Ecco, vedete qua, queste sono le bellissime immagini dei primi recuperi a cui aveva lavorato Nicola Porco, che purtroppo è venuto a mancare. Prima di morire, insomma, mi ha passato, diciamo, il testimone. Mi ha lasciato queste immagini e insomma ha chiesto un pochettino che si andasse oltre quello che era stato scoperto al momento. Adesso io leggo quello che ha dichiarato Giovanni Ugas. Ha parlato di un carico navale con lingotti di stagno. Lingotto di stagno in effetti ne abbiamo uno. Allora, devo prendere di lingotti di stagno, oltre che con grappe di piombo e placche di bronzo.
Allora, è stato recentemente individuato e parzialmente recuperato presso il litorale di Arbus, di fronte alla località di Rio Dome Sorcu. Anche se il carico non fosse pertinente, come invece pare un'imbarcazione nuragica, non v'è dubbio che il ritrovamento costituisce un indizio sicuro per ritenere che la Sardegna fosse una tappa importante nella rotta dello stagno del Mediterraneo. Allora, vediamo un po'. Allora, questi sono i materiali che abbiamo studiato io e la dottoressa Garau. Allora, qui abbiamo una pannella di rame di tipo abbastanza arcaico, questa è una pannella di stagno e questa invece è una pannella di piombo. Allora, qui parliamo di 89 reperti studiati, quindi sono stati fotografati da noi, misurati, pesati, 89 reperti, quasi tutti in piombo, 11 kg di piombo li abbiamo anche pesati, alcuni di forma definita, altri in stati frammentario. Allora, volevo fare una piccola premessa per quanto riguarda, se c'ho il tempo, i giacimenti di stagno. Queste sono le aree asiatiche più importanti per l'estrazione dello stagno. Allora, vedete qua l'Afghanistan, poco poi nella zona nell'area dell'Anatolia, molto nelle Zeebrugge in Germania, il Portogallo e la Spagna centrale, scusa, no, qui sono in Bretagna, scusa, la Francia, ma in particolare l'area del Portogallo e della Spagna, no? E soprattutto qua ci sono le famose isole Cassiteridi che si trovano a sud della Gran Bretagna. Viene segnata anche la Sardegna come potenziale luogo dove si trova lo stagno, con i giacimenti stanniferi. Ne ha parlato anche Francesco Carrera nella scorsa. Allora, i giacimenti stanniferi più prossimi alla Sardegna sono quelli di Monte Valerio e della regione di Castiglia e León, che è questa in Spagna, no? Quindi le miniere spagnole abbiamo la certezza che venissero già sfruttate dall'età del bronzo. Per quanto riguarda la Sardegna, nel secolo scorso c'è stato un interesse suscitato dalle due mineralizzazioni che si trovano nel sud-ovest dell'isola, sono segnate qua, e sono quelle di Perducara a Montelinas e quella di Canalisserci a Villa Cidro. La cassiterite era regolarmente dispersa nel quarzo, guardate qua, c'ho anche le immagini del lavoro dei geologi. Quindi la tecnologia disponibile a quei tempi, parliamo dell'età del bronzo e dell'inizio dell'età del ferro, non era in grado di sfruttare questi giacimenti, che possono essere, diciamo, l'estrazione può avvenire solo con un moderno processo di flottazione, perché è difficile separare e concentrare ciascun minerale da questa miscela primaria. Allora, andiamo avanti, ecco qua abbiamo degli oggetti di bronzo di varia forma, anche per esempio degli oggetti ripiegati, ma la maggior parte hanno questa forma cruciforme. E questi sono i famosi frammenti di bronzo decorati. Di piombo, scusate, non siamo di piombo decorati. Questo piombo, questi frammenti di piombo che hanno delle forme cruciformi anche abbastanza nette, hanno queste decorazioni a chevron. Questo è quello più famoso, quello che si trova esposto nel museo di Sardara, che viene definita sciabi penne. In realtà questo è anche di grosse dimensioni, se lo osservate. In realtà, girandoli dall'altra parte, non esiste nessuna decorazione. Quindi si pensa che probabilmente fossero delle grappe per la riparazione della ceramica, ma non tutte, perché qui abbiamo altri frammenti decorati che non possono essere riferibili a grappe. Quindi su tanti pezzi si può fare un ragionamento. Queste per esempio sono delle grappe che servivano per la riparazione di strutture murarie ritrovate a Santa Vittoria di Serri e a quanto pare hanno la stessa decorazione. Oltretutto abbiamo 3 frammenti di bronzo che abbiamo, naturalmente uno di questi è stato analizzato, tra cui la parte finale di un'ascia delle dimensioni reali. Perché un relitto? Un relitto per una serie di motivi. Allora, questo è uno scandaglio antico di cui purtroppo rimane solo la fotografia, non riusciamo a rintracciarlo, ci piacerebbe tanto. Questa è una lastra di piombo con 2 fori che servivano probabilmente, dove andavano dei chiodi, che servivano per riparare il fasciame di una nave.
Allora, importantissima, come ho detto prima, la collaborazione con l'Università di Bochum, tra cui la responsabile è la professoressa Barbel Mostard dell'Università di Bochum, da cui tra di noi, insomma, tra me e Laura, loro è nato un rapporto veramente importante anche di amicizia. E quindi hanno collaborato con noi Norbert Daniel, Beate Siroschi, Lukas Latzel e Michael Bode. E le analisi siamo riusciti finalmente a fare le analisi archeometallurgiche. Vedete gli studiosi della RUR che stanno con uno strumento campionando il lingotto di stagno. Quindi sono stati prelevati i campioni, quindi allora è impossibile datarli perché da questo tipo di analisi possiamo avere la provenienza, ma non la datazione. La datazione ce la potrebbe dare solo magari ritrovando della ceramica oppure degli elementi deperibili dello scafo. Quindi adesso vado proprio su argomenti abbastanza tecnici. Quindi la datazione dei reperti, ho detto, come ho detto, è complessa. Quindi nei laboratori di Bochum sono state eseguite su campioni di alcuni manufatti. Purtroppo sono pochi, 6 di piombo, un lingotto di stagno e la pannella di rame e anche un frammento di bronzo. Quindi tutti i reperti contengono delle impurità, tracce di piombo. Il rapporto tra la concentrazione di piombo e i suoi isotopi radiogenici può essere sfruttato e avere informazioni sui regini di altri metalli. Questi rapporti variano nei diversi giacimenti a seconda della loro età, quindi diventa un'impronta digitale dei diversi giacimenti. Una volta misurati i rapporti isotopici del piombo, nei nostri reperti ci basta confrontarli con dei database il più possibile completi di tutte le miniere del mondo. Allora Bochum hanno i database di quasi tutte le miniere del mondo, quindi questo è chiaro che con questo lavoro si possono datare no, scusa, non datare, ho detto una fesseria, si può scoprire la provenienza dei relitti. Beh, dalle analisi di questi reperti che noi abbiamo fatto analizzare, nessun elemento, nessun minerale proviene dalla Sardegna. Per noi è stato un colpo, veramente. Perché noi veramente, come ha detto Francesco, magari trovassimo veramente un relitto di età nuragica, no? Noi ci speriamo anche perché d'altronde sono stati esaminati pochi reperti, una totalità di 89, ma quello che noi... Dimmi, vai pure. No, questo è interessante. Vai avanti che è interessante. Lo so che è interessante. Quindi magari se continuassimo insomma a operare sempre con questi laboratori, magari potremo far analizzare ulteriori reperti, anche perché alle spalle del posto dove è affondata la nave ci sono le miniere di piombo argentifero, abbiamo Montevecchio, abbiamo Ingurtoso, no? Quindi come facciamo? Inquadrare questo relitto in un contesto mediterraneo. Qual è il contesto mediterraneo? Se noi sicuramente materiali di quel tipo sono molto antichi, non possono essere riferiti all'età punica o all'età romana. Al limite possiamo parlare di fenici, ma a me sembrano veramente molto più antichi, poi vi farò vedere perché. Allora, io ho realizzato questa cartina dove ci sono le possibili rotte dell'età del bronzo tardo, no? Del tardo bronzo. E qui abbiamo, come vedete, l'area anatolica, l'area del vicino Oriente antico, abbiamo la Siria, qui abbiamo una zona tra Israele e la Giordania dove ci sono delle importantissime miniere di rame, oltre che Cipro, questo sappiamo benissimo che i Monti Troodos erano la principale fonte di rame. Poi qui abbiamo traffici che includono l'isola di Creta, il Peloponneso, fino ad arrivare al Mar Ionio, quindi alla Puglia, alla Calabria, all'Italia fino alla Campania, l'isola di Malta, vedete qua, Sardegna. Sardegna, testa di ponte del commercio di tutti i metalli.
Perché io naturalmente sto parlando del bronzo, dal tardo bronzo al bronzo recente, perché la Sardegna era sicuramente in stretto contatto con la penisola iberica. Questo l'ha detto anche il mio collega l'altra volta. C'era sicuramente una rotta per l'acquisizione soprattutto dello stagno. Ai ciprioti, ai micenei, insomma ai popoli di quel periodo, conveniva sicuramente fermarsi in Sardegna, non andare oltre le colonne d'Ercole per poi raggiungere i giacimenti, no, delle isole della Gran Bretagna meridionale, anche perché, come ho detto prima, c'erano dei giacimenti di stagno che si trovavano proprio nella zona del Portogallo. Quindi io ho fatto uno studio al momento teorico, perché mi piacerebbe tanto che venisse approfondito, pensando che il trasporto dello stagno, che fosse naturalmente estratto dalle popolazioni locali, venisse trasportato per vie fluviali. A quei tempi sia il Rodano che l'Ebro erano navigabili, quindi molto probabilmente sorgevano vicino alle sponde di questi fiumi dei villaggi dove c'era la possibilità di trasportarli poi in un attimo, no? Arrivare nel Golfo del Leone, alle Isole Baleari, arrivare in Sardegna. Ha più senso? Sì, sì, no, no, è giusto, è corretto, sì, sì. Poi ricorda molto la cartina, anche quella molto simile di Francesco Carrera della scorsa Sono volta. delle cartine Di, standard, perché noi poi facciamo delle elaborazioni, sì, vedi? si Eh, salta di isola in isola. sì, poi vabbè, adesso vado veloce e faccio vedere insomma un po' quello che ho visto a Creta. Guardate questa nave minoica, cosa vi ricorda? Vi dico che questa comunque è molto più antica delle navicelle nuragiche, questa è del 2300 a.C., una nave che trasportava animali come le nostre navicelle. Noi abbiamo la certezza che esisteva una marineria minoica, questi sono degli affreschi del palazzo di Acrotiri, e queste sono delle riproduzioni di barche che io ho visto al museo di Heraklion. Il paragone con le nostre navicelle non è plausibile, perché le nostre navicelle sono molto più recenti, siamo nel nono, massimo nono, ottavo, settimo secolo avanti Cristo. E comunque è molto interessante il fatto che, mentre queste non avessero nessun foro apicale, vedete, le nostre invece avevano un foro apicale, probabilmente perché dovevano essere appese. Poi che fossero lucerne o meno, sicuramente queste protomi non erano funzionali alla navigazione. Sempre dal Museo di Heraklion di Creta vedete questo enorme numero di oxide, anche se la Sardegna è il luogo dove sono stati più trovati frammenti di lingotti oxide, e questi con iscrizioni egee come quello di Serre Ligi. Qui trovate abbastanza similitudini tra queste pannelle di rame e quelle del rito Nome Sorco, ebbene sì, anche vedete i materiali sono simili. Inoltre a Creta sono stati trovati dei materiali ritrovati anche in Sardegna, come i tripodi in bronzo, che erano oggetti, questi sono del bronzo finale, che circolano per tutto il Mediterraneo, e anche una brocchetta ascoide, però non si conosce la provenienza. Qui siamo sempre a Creta, e questi sono i recipienti che sono stati trovati nell'isola di Commos, e siamo nel XIII secolo avanti Cristo. Questa invece è un recipiente nuragico con le anse a gomito rovescio, che è stato trovato a Cipro, nell'isola di Pylakopinokkremos. Cipro, che come vedete qua aveva delle produzioni bronzee. Attenzione, queste sono più antiche rispetto ai nostri bronzetti. Vedete elmi cornuti, scudi, armi, e questo è il lingotto di Serre Ligi, come vedete è ritrovato con un'iscrizione egea. Vedete in Sardegna è il luogo dove sono stati trovati più frammenti di lingotti oxide. Ma attenzione, perché in Sardegna abbiamo anche, ne ha parlato anche Francesco la volta scorsa, delle spade di tipologia atlantica, uguali a quelle iberiche, molto simili. Queste sono quelle di Monte Saida, però prodotte in Sardegna. In finale abbiamo dei reperti in età nuragica, però qui parliamo di un'età, siamo intorno al bronzo finale, ritrovati nell'isola di Lipari. Io sono stata al Museo Barnabo Brea e li ho potuti osservare e vedete la ceramica, tipica ceramica nuragica con decorazioni a cerchielli, e vedete anche un recipiente molto simile a quello che io ho fatto vedere prima, che è stato ritrovato a Cipro.
Ok. La presentazione. Allora, eccoci qua. Mi vedrò adesso. Ecco qua, perfetto. Sì, adesso ci sei tu. Io Ho continuo a non... tolto la slide. Ah? Ho tolto la slide, eh? Sì, ma io Ho continuo a tolto la slide. io Non continuo mi a non vedi? vedermi. Io continuo a non vedermi. Come non ti vedi? E se No, apri la pagina, aspetta un po'. metti in un angolino il Ecco. PowerPoint, così... Oh, Ok, ok. perfetto. Allora, è stato un viaggio bellissimo, questo viaggio nella archeologia subacquea, con tutti questi relitti. E anzi, diciamo che tu ne hai solo accennato alcuni, perché in realtà ci sono molti relitti anche dall'altra parte della costa est della Sardegna, quindi diciamo che quello che manca è andare a scavare, perché c'è davvero tanto sott'acqua. Sì, perché più che altro, come io ho spiegato a tutti quanti, questi si interviene solo quando arrivano delle segnalazioni da parte di E quindi, subacquei. sì, Quindi allora quasi quasi il sì, ministero come... si è obbligato a intervenire. vabbè, speriamo che le cose migliorino per il futuro. Sì, Ma adesso mi sta venendo in mente, secondo me, in alcune cose che hai fatto vedere Cabras, insomma, in quelle aree sì. là, che in alcuni casi l'acqua era anche bassa, quindi io già mi vedo molti di chi ci sta seguendo che andrà lì con la maschera e il boccaglio a cercare di inquadrare qualcosa se si vede qualcosa, ma da quello che ho Se capito è trovano un minimo di difficilissimo. strutture, a me fa piacere quello che riguarda il porto di Taros. Purtroppo sono sepolte da limi e quindi occorrerebbero proprio delle... E il fondale è anche molto basso per usare i sonar. Il problema è quello. Ecco, Per allora trovare... aspetta. Sì, no, dimmi, poi ti faccio una domanda. No, no, dimmi, a posto. Sì, no, la domanda era, allora, non hai solo accennato, ma per esempio, per individuare gli oggetti metallici, usate che cosa? I metal detector, quelli subacquei che vanno giù e anche qualche altro strumento. Allora, io vorrei adesso spendere una parola, insomma, molti veramente non fanno altro che dire che i metal detector sono gli strumenti dei tomaroli. Attenzione, perché quando dobbiamo fare un'indagine come questa, per esempio, che è un relitto che ha un carico di metalli e non abbiamo altri elementi, cosa dobbiamo trovare noi? Dobbiamo capire qual è l'area di dispersione, se c'è un accumulo di materiali. Questo ce lo danno solo i metal detector. Sì. Poi naturalmente abbiamo in programma di fare anche prospezioni con i sonar, con gli ecoscandagli, con tutto il resto della strumentazione adatta per questo tipo di indagini, però per poter rintracciare, d'altronde in spiaggia noi abbiamo utilizzato i magnetometri lì nella spiaggia di Suistoku con l'Università di Bochum e ci hanno dato la lettura della presenza di oggetti metallici, ma non siamo stati autorizzati a fare uno scavo al momento. Ho capito. Ho capito. Allora, Quindi io e allora il questo, collega siamo veramente curiose di capire come andrà a finire questa vicenda, sì, anche perché questo relitto veramente è interessantissimo, vero? sì, sì. Allora, adesso dico a tutti di scrivere le vostre domande, le vostre curiosità. Sono sicuro che sull'archeologia subacquea qualche curiosità ce l'avete. Quindi scrivetele. Io adesso torno indietro dai commenti primi, quindi mano a mano dai primi, poi arriverò a quelli che scrivete adesso. Così, allora, innanzitutto ti fanno tanti complimenti, ti salutano, poi c'è qualcuno che scrive anche buonasera professoressa, quindi non so se qualche tuo Sono i collega miei o sono i qualche miei tuo alunni, alunno. Benissimo. carini, sì, sono i miei alunni che sapevano che avevo la diretta oggi. Ah, ecco. Poi tanti saluti, complimenti, poi fammi vedere. Ce ne sono alcune curiose. Ah, ecco, per esempio, Anna ha scritto. Anna ti chiede, poi ce n'è un'altra di Anna che anche quella ha fatto diverse domande molto curiose. E quando ti dice come si ha la certezza che si trattasse di una nave romana, questo era all'inizio quando stavi parlando.
Com'è la certezza che fosse una nave romana? Su cosa ti sei basata? Sul tipo di carico o che tipi di, o su quali indizi? Allora, adesso non so se ti riferisci, io ho parlato di un paio di reliti romani, no? Ho parlato di quello di Mal di Ventre, ho parlato di quello di Spargi e ho parlato Sì, anche quello di Reale, quindi ho parlato di 3 reliti romani. Come facciamo a individuare? Allora, è molto facile individuare i reliti romani, anche perché erano reliti che trasportavano anfore. E siccome queste tipologie di anfore erano standardizzate e sappiamo benissimo quali erano i luoghi dove venivano prodotte, no? Per esempio la Betica, che è una regione dell'Andalusia, per esempio sappiamo che venivano prodotte ad Adrumentum in Tunisia, sappiamo benissimo che le prime produzioni erano italiche nell'area campana, delle anfore greco-italiche. Quindi quando parliamo di periodi storici, noi abbiamo una certezza matematica, anche perché poi d'altronde sono state trovate anche parti dello scafo, sono state fatte anche delle analisi di cui ho parlato su materiali deperibili, per quello possiamo stabilire che un relitto è unico, che un relitto è romano, ma quando si tratta di un relitto dell'età del bronzo abbiamo la fortuna di Bass, di George Bass, ho tanti saluti. allora, adesso qua mi riallaccio con un'altra domanda sempre di Anna, ma credo che questa domanda ce l'abbiano in tanti, quindi è vero che l'ha scritta lei, lo so che sono in tanti che ci stanno seguendo, però a scrivere scrivono sempre in pochi, quindi lei ha fatto una domanda che so che la farebbero tutti. E lei, quando tu hai mostrato le fotografie dei relitti ritrovati ad Olbia, hai visto che ha visto nelle fotografie che c'erano i legni. Allora lei ha scritto: come è possibile legni dopo tutti questi secoli che ci sono ancora i legni? Allora, ci vuoi spiegare che che i legni si possono conservare sott'acqua? Dipende un po' da diverse condizioni. Quello di Olbia non è stato un vero e proprio scavo subacqueo, attenzione, è stato uno scavo tra terra e acqua e quindi probabilmente il terreno fangoso o limoso ha permesso la conservazione di questi legni, C'è no? stata fortuna, è stata Sì, una fortuna. è stato un lavoro fantastico quello che è stato fatto dalla soprintendenza di Sassari e Nuoro. Però vogliamo dire, per far capire a lei e anche agli altri, che il legno, anche se passano molti secoli, può arrivare a noi purché si trovi in determinate condizioni sott'acqua, per esempio se in determinate posizioni sotto la sabbia. Sì, per esempio l'acqua dolce si conserva molto più facilmente in ambito lacustre, lagunare. Per esempio, se si facessero degli scavi nella laguna di Mistras, non ho idea di che cosa salterebbe fuori, veramente. Quello è un lavorone che bisogna fare assolutamente, un altro lavoro che bisogna fare. Ci Sì, vuole molto impegno. allora, beh, ci Non esiste vogliono, solo l'archeologia nuragica. diciamo che ci vogliono anche molti soldi, perché Sì, io l'ho diciamo studiato. anche, sì, Eh. diciamo un'altra cosa, adesso mi pare che forse tu non l'hai detto, forse mi è sfuggito, che gli scavi subacquei hanno costi molto più elevati rispetto a un classico, perché ci sono anche delle motivazioni di sicurezza subacquea. Sì, sì, sì. Assolutamente, cioè io ho parlato per esempio di compressori che erano a aria continua, di subacquei che possono lavorare per esempio con gran facciale o caschi integrali per poter stare più a lungo sott'acqua, servirebbero in caso di scavi in grande fondale delle camere iperbariche per la decompressione. Eh, insomma, tutta una serie, Sì, anche questi scandali hanno un grandissimo costo, cioè non sono i corrispondenti dei georadar, del famoso georadar che viene usato, insomma, e le utilizzano soprattutto i geologi per ricerche di geofisica subacquea. Ma quello che manca veramente è l'archeologo subacqueo che vuol fare veramente quel lavoro. Come si diventa archeologi subacquei? Non diventi archeologo subacqueo solo con la laurea in archeologia, sì. e se sei anche solo un OTS come ero per esempio io, un operatore tecnico subacqueo, io comunque quando ho fatto il corso di OTS ho utilizzato tutte le strumentazioni che vengono utilizzate per lo scavo, anche per lo scavo archeologico, però io mi occupavo di bonifiche ad ordini bellici,
e quindi noi cercavamo residuati bellici della seconda guerra mondiale oppure che arrivavano dalla Bosnia nell'area dell'Adriatico. Ma io durante le prospezioni mi occupavo anche di tutta la cartografia, della georeferenziazione, quindi insomma ero già un po' archeologa ma non me ne rendevo conto. Poi logicamente la laurea è fondamentale perché se non hai laurea in archeologia non puoi essere un archeologo subacqueo, però io consiglierei alle università locali o chiunque di poter fare, e ragazzi che veramente sono portati e si sentono intraprendere questa professione, di fargli fare dei corsi per operatore subacqueo scientifico. In Italia non esistono, ma esistono in Francia. Perché non una bella borsa di studio? Bella idea, sì. Oltretutto in Sicilia, per esempio, abbiamo la soprintendenza del mare, perché in Sardegna non l'abbiamo. Vabbè, Cioè, qua rifanno un po' dopo le cose, dai, ci vuole no, vabbè, un po' di io lo dico speranza. per ipotesi. Ok, allora Fabio ti chiede qual è il relitto più antico ritrovato in Sardegna? Questo di cui sto parlando, se è un relitto, se riusciamo a capire da dove proviene, è questo di Domessurcu, sicuramente. Bisogna capire tante cose di questo relitto, da dove veniva, se era di passaggio, probabilmente non era sardo. Ecco, queste sono tutte le domande che noi ci stiamo ponendo e stiamo sperando di riuscire a trovare una risposta. Certo, come ha detto anche Francesco l'altra volta, se fosse un relitto nuragico faremmo i salti di gioia. Ma Certo. per poterlo stabilire abbiamo bisogno veramente di finanziamenti per poter continuare le indagini. Allora, Nemo ti chiede, per quanto riguarda la zona di Mistras, sono state studiate le strutture che appaiono attualmente? Cioè avete fatto poi degli studi approfonditi? Allora, abbiamo fatto il rilievo, si è visto, non tutto il lavoro che abbiamo fatto, e quelle che sono sommerse, no. Quelle che invece siamo riusciti a ritrovare in superficie, come quella bella banchina che ho trovato io, ma quell'altra strada a doppio paramento si conosceva già dal 1800, ne parlava addirittura il canonico Spano. No, non sono state fatte perché ad un certo punto le indagini a Mistras sono terminate. La Ok, rilavorato all'Università di Cagliari dopo, ma non evidentemente c'è tanto da fare lì veramente. Io ho fatto la mia parte, che è pochissimo rispetto a quello che si potrebbe fare. sì. Allora, Aurelio scrive, molto interessante è il porto naturale di Cala Augustina, perché ci sono tre nuraghi e quindi lui dice è uno dei sicuri approdi nel bronzo, nel nord Sardegna. Conosci il posto? Allora, io non so se lui si riferisce alla zona vicino a Capoferro dove c'è allora, no, Portoferro, scusami, sto parlando di sai che non riesco a ricordarmi adesso il nome di Cala questo. Augustina, Aurelios, Dovrebbe semmai, essere Alghero, Porticciolo, in quella zona lì. può essere, anch'io sto Giannone. pensando. Anch'io sto pensando in quelle zone là. Allora, io ho fatto anche una pubblicazione sui siti costieri di età nuragica del Sinis e ho studiato tutti i nuraghi costieri. Ci sono come nuraghi costieri legati alla pesca, ce ne sono tanti, sono fantastici. Se io parlo, per esempio, di questo che poi trovate nelle mie pubblicazioni, nei pressi di un nuraghe costiero che fammi ricordare il nome perché ci sono 73 nuraghi a Cabras di cui non è stato indagato nemmeno uno, cioè bellissimo quello di Punta Maimone, un Sono gioiellino felice. con tanto di pozzo, è fantastico, addirittura ci sono due conci con due protomidariette. Wow. No, io tutte queste cose le ho pubblicate. Sto parlando del nuraghe Corrigas, sì, Corrigas, che si trova vicino a Esaruttas. In questo caso, oltre a nuraghe, villaggio, nuraghe in arenaria, nuraghe, villaggio, deposito votivo, c'è anche una tomba uguale a quella di Montebrano, tomba Pozzetto. Andando un po' più avanti, appena oltre Isaruttas,
già Vincenzo Santoni tanti anni fa ha individuato delle tombe a Pozzetto simili a quelle di Montebrama, e ce ne sono, io le ho pubblicate, e ce ne sono circa una ventina che arrivano fino alla spiaggia. Allora, Anche Anna, sì, quegli approdi di cui ho parlato che portano all'isola di Mal di Ventre, sì. attenzione, quello di Portosuedda è in linea d'aria con Montebrama. Eh. Eh. C'è da studiare, c'è molto da approfondire, soprattutto vedo sull'archeologia subacquea perché c'è pochissimo materiale, insomma, secondo me c'è tantissimo là sotto che può dare anche delle risposte, magari, chissà, magari c'è anche qualcosa di nuragico, chi lo sa. Certo, ma anche le cave per l'estrazione dell'arenaria, noi veramente... Sì, esatto. Sì. Sì, siamo molto Infatti, interessati. infatti Anna scrive, grazie, molto interessante, quindi fai complimenti. Spero nel ritrovamento di una bella nave nuragica con tanto di corna. Le navi c'erano probabilmente degli ex voto, il mare buono o cattivo. Quindi anche lei si augura che, insomma, scavando ne esca fuori qualche bella nave. Al momento la situazione è quella che è. Noi stiamo veramente insistendo tantissimo. Assicuriamo su un fatto che se viene ritrovata, sicuramente non la nascondete, quello è poco ma sicuro. Quindi, No, 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 guarda, no, se c'è assolutamente. qualche fantarcheologo qua che ci sta ascoltando per sbaglio, sicuramente, Io non capisco perché abbiano questa sappiate idea. che la pubblicano, ve la mostrano, non la nascondono. Immediatamente, perché mai dovremmo, no? Solo che per quanto riguarda questo reddito di Domessor Cook si può parlare solo per ipotesi, perché finché Sì, non certo. abbiamo la certezza, troviamo del materiale deperibile, continuiamo a fare le analisi, recuperiamo anche nuovo materiale con le indagini subacquee. Noi non abbiamo la certezza in quale contesto dei traffici mediterranei le inquadriamo. Andava in Ma Spagna, questo è il tornava verso... metodo, ma questo è il metodo scientifico. Qualcuno si chiede che differenza c'è tra metodo scientifico e uno che non è specializzato. È proprio questo, che voi non parlate fino a quando non ci sono le prove. Fino a quel momento non si può parlare e ci si cuce la bocca. Uno che invece non è un professionista dice le sue teorie basate sul nulla. Questa è la differenza tra un metodo scientifico e chi invece non sa neanche cos'è. No, ma Allora, mai quello che Fabio, mi stupisce è la credulità delle persone rispetto a certe tematiche e certi argomenti, e voglio ribadire, così come ha detto anche il mio collega nella scorsa live, che noi non nascondiamo nulla. Noi pubblichiamo, ma almeno loro si impegnassero ad andare a guardare le nostre pubblicazioni che sono online, invece che parlare ma va, ti per... posso dire una cosa, c'è gente che non guarda né le live, ma neanche gli articoli. Guarda, io tutto quello che ho Guarda, detto è può scrivere anche Vittorio Sgarbo su Botticelli, ti posso garantire che sotto ci saranno commenti, chi è? Te lo dico. infatti, cioè son tutti editi, cioè io i lavori di cui ho parlato, quelli miei, son tutti editi, son tutti Sono online. pubblicati, certo. Allora, Fabio chiede, non ho capito la profondità di Mistras. Allora, purtroppo a Mistras si lavora al massimo a 1,5 metri di profondità, siamo in una laguna, che prima era una baia aperta, dove venivano, naturalmente la situazione era completamente diversa, no? Dove venivano ormeggiate le navi. Sicuramente c'erano quelle dalle fotografie aeree, dalla carta che poi abbiamo realizzato io e Angela, risultano delle strutture che probabilmente erano dei magazzini, era un porto veramente attrezzato di ogni cosa. Adesso logicamente ci sono stati apporti, io ho parlato di un periodo particolare che stanno studiando diversi studiosi in varie parti comunque del mondo, soprattutto nell'ambito mediterraneo, che ha visto l'occlusione di tutti i porti, non di tutti naturalmente, alcuni porti trasformati in lagune, a porti che venivano anche per esempio dall'esondazione del Tirso, del fiume Tirso. Quindi ci siamo ritrovati, ecco, da una baia aperta siamo ritrovati in una laguna. Questa è materia più per geomorfologi, comunque spero che comunque è quello che io avevo ipotizzato è stato comunque acclarato anche dai geomorfologi.
Ho fatto Allora, dei poi ci sono dei complimenti. Tommasina dice grazie, molto interessanti queste dirette, ti ringrazio tantissimo Tommasina. Poi forse c'è questa persona, forse deve essere tuo amico, vi conoscete o colleghe, oh, no, collega, perché no, è maschio. Giovanni Romano. Oh Dice sì, ciao Anna. guarda, Giovanni è stata una persona che ha lavorato tantissimo, ha fatto tantissimi recuperi al Eh, porto di Soglioso, quindi mi vedi. ha tanto, sì, sì, dobbiamo continuare. Infatti lui scrive, Anna, parla di Supalloso. E ne ho parlato, perché Ah, sì. benissimo. No, no, è Allora, bravo subacqueo Giovanni. mentre Virgilio, lui è un po' più tecnico, Lo so, dice i magnetometri si usano nelle prospezioni a largo raggio. vero. Ma anche si utilizzano i magnetometri, attenzione. Allora, adesso non so se sta parlando di magnetometri applicati ad indagini subacquee o a indagini terrestri, perché io ho parlato di utilizzo del magnetometro sulla spiaggia, ok? Mentre Sì, invece il magnetometro in genere, per quanto riguarda le prospezioni subacquee, va utilizzato insieme a un sonar a scansione laterale, a un sub-bottom profiler, ma qui Virgilio entriamo troppo nel tecnico, eh? sì. Allora, Facciamo una chiacchierata sì, tra noi. Ciao sì, no, Virgilio. lui segue molto Sardinia Turisca, commenta anche tutti i post, sì, lo ringrazio, anzi ti ringrazio. Sempre lui aggiunge, forse come io ho detto dei legni che in realtà si possono conservare sott'acqua, lui infatti sotto aggiunge i legni si conservano se si creano delle condizioni anaerobiche favorevoli. Fango e sabbia unite ad alche in decomposizione creano delle condizioni migliori, esatto. Sì, Hai dato la risposta più tecnica. No, sì. perché io prima l'ho detto proprio perché c'è tantissima gente che pensa che il legno non lo troverai mai più, invece non è così, se le No, condizioni io sono infatti, favorevoli si può ho parlato di ritrovare. una differenza, no? Quindi il peso dei lingotti di piombo, no? Sì, Più lo strato sabbioso ha permesso la conservazione di parte dello scafo. Quindi, insomma, è difficilissimo, sia chiaro, però può succedere. ah, ecco, per quanto riguarda il posto di prima, Baia Austina e Castelsardo. Ah, Castelsardo, posso dire una cosa, non ci sono mai stata, interessante, mi informerò. Mm? Va Non ho bene. girato, sono Beh, andata soltanto certo. in ogni parte della Sardegna. Allora, poi Tommasina scrive: è mai stato indagato il nuraghe sommerso che c'è nel porto industriale di Porto Torres? A me non, Non so a allora, quale si riferisce. questa è è una pubblicazione di anni fa, adesso io non mi ricordo neanche l'autore e ne avevo sentito parlare comunque. Allora, io di nuraghe sommerso conosco quello che c'è nel lago Modeo che ogni tanto riaffiora, no? Quando per esempio gli invasi si svuotano, riaffiora. Ne ho sentito parlare, però sinceramente non me ne sono mai occupata, no? Io mi sono, cioè, dico la verità, cioè, finora, cioè, non è che io possa andare ovunque, non mi capite, no? Certo. Perché occorrono delle autorizzazioni, occorrono dei progetti da proporre prima di... Però io finora ho collaborato solo e esclusivamente con la soprintendenza di Cagliari Oristano. Cagliari. Sì. Allora, a questo proposito, poi chiudiamo. Allora, Nemo infatti scrive: cosa serve ad un'amministrazione per coinvolgere, cioè per continuare gli scavi? L'amministrazione cosa deve fare? Deve coinvolgere l'università e chi deve sovvenzionare? Come si ottiene la concessione? Lui fa una serie di Sì, sì. interrogativi per cercare di Allora, capire come funziona. rispondo, rispondo a tutto. Allora, innanzitutto, comune che è interessato a questo tipo di indagini deve riuscire a trovare i finanziamenti. Questo sia chiaro, perché noi singoli archeologi liberi professionisti non li troviamo, cioè cosa, ma magari sì, può anche capitare che un privato parli con noi e dice guarda sono estremamente interessato al recupero del relitto oppure perché si prosegua con gli scavi a Mistras o piuttosto a Suvalloso eccetera
tutto passa dalle autorizzazioni del Ministero. È il Ministero che decide se è una zona di interesse, è il Ministero che decide se si devono continuare le indagini, è il Ministero che decide se si devono fare dei recuperi, e poi serve un progetto fatto da professionisti. Sì, allora, Spero sì, no, spiega, beh, certo, non entriamo nei dettagli, questi non servono. Allora, concludiamo con una considerazione di Giovanni, questo si ricollega a quello che hai detto tu, quindi conferma, nei relitti più importanti sia il carico che i sedimenti hanno contribuito a salvare parte della struttura dei relitti, proprio come hai detto tu, magari veniva schiacciato dal peso, non so, di un oxide, non so, di qualcosa di pesante, e quindi ha salvaguardato. Poi allora, concludiamo con Virgilio, che forse si collega a quello che dicevate adesso. Purtroppo l'articolo 98 della legge 42/2004 dà al solo MIC la tutela e le ricerche. Il MIC può dare concessioni. Ho detto questo, Sì, confermo. sì. È quello Allora, che ho spiegato. sì. Infatti io ho Allora, sempre solo lavorato col MIC, quindi non esatto, infatti spero di hai farlo detto. ancora, finché il mio fisico regge, finché insomma riesco ancora ad andare sott'acqua. Al momento Beh, me la diciamo cavo. che a differenza dell'archeologia tradizionale, andare sott'acqua c'è anche una preparazione fisica, insomma, è molto più complicato. Infatti, prima non ricordo che l'ha scritto, forse è Virgilio, che bisogna prendere gli studenti e non farli solo studiare, ma fargli fare la pratica, perché poi Assolutamente sì. effettivamente la Sì. pratica è essenziale. Certo, io sono in acqua, cosa dire, quasi sempre, cioè io mi alleno continuamente, faccio immersioni continuamente, cioè quindi anche non dedicandomi all'archeologia, no? Però io in acqua continuo ad andarci, ci andrò sempre, è la mia passione. È tutto iniziato da una passione per l'acqua. Sì, sì, era mio padre, veramente, perché era un subacqueo. Io mi ricordo, ho delle foto a 3 anni, avevo già la maschera e le pinne. Pensa un po'. La prima, Complimenti. la prima muta l'ho avuta a 5 anni, per dire, cioè, quindi io andavo con lui vedeva che io avevo questa acquaticità Sì. particolare, quindi sono andata avanti. Va bene. Allora, no, io, guarda, non lo farei mai. Ho paura quando scendo sotto i 2 metri, per me è impossibile. Già, siamo già in oceano profondo, quindi. Allora, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a Chiudiamo te. qua. Ci sono ancora tante persone collegate, però siamo già alle 22:42, quindi non andiamo oltre. Ti faccio riposare. Grazie, è stato davvero un bel viaggio. Sono contenta di essere riuscita a rientrare nei tempi, perché Sì, veramente era sì, sì. una mole di lavoro incredibile, però ce l'abbiamo fatta, adesso sono contenta. Va bene, allora Giovanni Romano mi dice: non sai che ti perdi, lo so. Mi accontenterò di guardare le vostre fotografie, i vostri video e le commentiamo. Io vi ringrazio tutti quanti che ci avete seguito fino adesso, sia qui che su YouTube. Poi riguardatevi la diretta, guardate anche le altre registrazioni che dopo qualche giorno riproponiamo sempre. Riguardatevi, se volete, anche quelle fatte precedentemente nei mesi scorsi, che sono sempre attuali. Va bene? Io vi ringrazio tutti, vi auguro buonanotte e ci vediamo prossimamente nelle prossime. Grazie. Ciao a tutti, grazie Anna. Ciao.